La sperimentazione è l'anima del teatro, non si può fare un teatro troppo comodo perché non serve a nulla, come l'arte in generale, per cui l'arte deve far discutere e deve avere soprattutto qualità. Questo spettacolo è stato voluto soprattutto dal direttore del parco, che è poi il produttore di questo spettacolo, dunque del Palacongressi, dall'architetto Sciarratta. Anzi, temevo, lo volevo fare la mattina per le scuole, perché ci sono tante cose che concorrono, appunto l'abbiamo detto, gli allievi che recitano con gli insegnanti, questa è una novità. Affrontare un testo difficilissimo di Pirandello, che infatti viene fatto meno degli altri, vedendo un po' la geografia del teatro di oggi, la mappa del teatro di oggi, vedo che c'è tanta gente, e anche questa è una novità. La novità non è data solo da noi del Palacongressi, della rassegna di riflessi culturali, ma è data anche dal pubblico. Il pubblico è il maggiore protagonista, infatti venire così in tanti a questo spettacolo, dove recitano anche degli allievi diciottenni, pagando il biglietto, perché è uno spettacolo a pagamento, nel cartellone, ripeto, voluto più che da me, dal direttore, vuol dire che abbiamo lavorato bene. Siamo alla fine di una stagione, ma direi alla fine di 2 stagioni e mezzo. Avere il teatro così pieno di persone vuol dire, ripeto, che la gente sta comprendendo il nostro linguaggio, anzi che stiamo avendo un linguaggio comune, che non è quello dell'esaltazione, ma è quello del lavoro, della qualità e soprattutto della visione prospettica, cioè per cui di pensare a delle cose che abbiano un futuro, a costruire qualcosa per il futuro, per questi nostri giovani che mi emozionano ogni volta che entrano in scena. Allora, il progetto nasce come progetto Pirandello ed è dedicato sostanzialmente a un laboratorio permanente che è iniziato i primi di settembre. Da lì siamo partiti per arrivare a fare questa prima tappa di stasera e durante tutti questi mesi, non solo i ragazzi che vedrete stasera sul palco, ma tanti altri iscritti che vedrete nella seconda parte poi del progetto, speriamo a fine maggio, ancora dobbiamo individuare la data, in un altro progetto sempre dedicato a Pirandello. La caratteristica di questo primo progetto è che è una vera e propria produzione professionale, perché è prodotta da Voleo, che è una compagnia professionale, che per la prima volta mette assieme docenti e alcuni, 3 dei discenti del laboratorio. La caratteristica è che questi 3 ragazzi sono anche ragazzi di varietà, sia chiaro, e anche gente, artisti che hanno già avuto un discreto curriculum personale e che adesso, grazie a questi laboratori che abbiamo fatto noi dall'inizio di ottobre fino adesso, hanno la possibilità di entrare in una vera e propria produzione. Fare vestire gli ignudi non come punto d'arrivo di un progetto, ma ripeto, anche come produzione, è una scommessa importante. Uno, perché non è appunto il Pirandello più comodo che ti puoi trovare per strada. 2, perché con la mia regia non abbiamo fatto nemmeno grandi sconti, quindi siamo rimasti molto fedeli al teatro di prosa, un teatro anche rigoroso, dove la parola, le luci, il gesto contribuiscono alla formazione di quella che è poi tutta la poetica del teatro e la drammaturgia. La cosa bella è che tutto avviene a pochi chilometri dal caos, avviene per volontà del parco, del direttore Sciarratta, che ha voluto dotarsi e dotare il parco di una compagnia teatrale attraverso una produzione che entra nel cartellone di riflessi culturali in abbonamento, come tutte le altre rappresentazioni che ci sono state, e che speriamo possa avere anche un seguito, perché lo spettacolo noi ce l'abbiamo messa tutta, crediamo che abbia veramente una sua valenza, non fosse altro che in termini drammaturgici e per gli argomenti che tocca. Un percorso che è iniziato 3 anni fa con l'apertura del Palacongressi, una prima stagione che abbiamo pensato anni fa e oggi la serata è forse il momento clou di questo centro culturale che abbiamo voluto fortemente far rinascere. Vestire gli ignudi sul tema di Pirandello. Pirandello è al centro della nostra attenzione. In questi giorni si completerà il trasferimento della biblioteca, ma Vestire gli ignudi è una produzione del parco ed è
una produzione che viene da un laboratorio in cui 8 docenti hanno portato avanti per i mesi invernali, e oggi c'è l'apice di questo un percorso formativo. Attori professionisti, docenti e studenti del corso faranno un spettacolo unico di produzione parco, come dicevo prima, Vestire gli ignudi. Il tema di Pirandello è un tema che noi fortemente abbiamo voluto, abbiamo in questo momento a Villario una mostra di Fausto Pirandello e non finiremo mai, perché Pirandello è una luce da fare risplendere in queste città.